Eder. Mac. Pallister. I 1000 volti di Trieste. Non solo il Carso, ma un immenso e misterioso mondo sotterraneo che attraversa parte della città di Trieste. La città è infatti percorsa da numerose gallerie e cunicoli. In particolare, nel rione San Giovanni, incuriosisce proprio l'acquedotto teresiano, realizzato nel 1751 da Maria Teresa d'Austria. Opera che aveva il compito di portare l'acqua alle fontane da quella che era l'antica periferia della città, il rione San Giovanni appunto, verso la parte centrale della città. 2 accessi ancora agibili sono posizionati rispettivamente sulla sede stradale di via San Cilino e nella aiuola posta alle spalle della chiesa di San Giovanni che portano un passaggio sotterraneo tra via delle Docce e l'oratorio dietro l'omonima chiesa. L'antico passaggio è raggiungibile tramite la galleria Secker, quest'ultima, a sua volta, raggiungibile tramite un ampio pozzo circolare munito di scala a chiocciola e chiuso da una botola che si trova dietro la chiesa. È certo che, in questi luoghi, qualcuno, ad eccezione del gruppo speleologico che si occupa della loro manutenzione, vi abbia potuto avere accesso. Sono stati infatti riscontrati segni di visite da parte di ignoti, che sono entrati senza alcuna autorizzazione dalla botola di via San Cilino. Potrebbe essere ipotizzabile che quelle stesse gallerie e cunicoli possano essere stati usati come luogo di occultamento e avere ospitato il corpo, oramai senza vita, di Liliana Resinovic? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.